io non firmerò mai norme finanziarie che siano una presa in giro per il Veneto e in generale non voglio firmare finte autonomie. Alle spalle le immagini delle colline del Prosecco patrimonio UNESCO, seconda vittoria personale in poche settimane dopo Cortina Milano 2026. Ma quello che sarebbe il terzo Brindisi è decisamente un'altra partita. Vigilia di quello che lo stesso ministro Erika Stefani ha definito il supervertice, tutti i ministri al rapporto dalle 8:30 del mattino di domani da Giovanni Tria, titolare del dicastero cruciale per l'autonomia, ovvero le finanze. Un punto sul quale Zaia non mette un paletto ma una vera e propria barriera contro le proposte circolate dal Movimento 5 Stelle. Evitiamo che ci sia qualcuno che si inventa norme finanziarie come quella che è stata fatta circolare ieri, secondo la quale l'extragettito del Veneto dovrebbe diventare l'opportunità per creare la nuova cassa del Mezzogiorno. Io penso che i cittadini del Sud siano assolutamente delle persone in gamba e non degli sprovveduti che non si facciano prendere in giro. Al cosiddetto fondo di perequazione Zaia oppone la norma finanziaria già prevista dal progetto di autonomia veneta. Si parte con la spesa storica che peraltro ci penalizza, perché noi siamo virtuosi. Se entro 3 anni non si va ai fabbisogni standard, si applica la spesa media storica nazionale. Voglio ricordare che i fabbisogni standard non sono un'invenzione di Zaia dell'autonomia, ma sono obbligatori, il loro calcolo obbligatorio dal 2009 per una legge nazionale. Quindi questo Paese è inadempiente. L'autonomia zoppica ma si muove, dice il governatore. Adesso attendiamo solo la controproposta del Consiglio dei Ministri, ma c'è la seria possibilità di portare a casa molto meno di quanto chiesto, a partire dalla scuola. La Costituzione dice che posso chiedere 23 materie, le elenca, poi all'interno di ogni materia vedremo cosa si può portare a casa, ma che ci sia qualcuno che è arrivato ieri o l'altro ieri a dirmi che 23 materie sono troppe vuol dire, primo, deve avere un po' di buona educazione, secondo, deve leggersi la Costituzione, terzo, deve rispettare i 2.317.000 veneti che sono andati a votare per l'autonomia. Il bersaglio è Luigi Di Maio, che su Facebook in queste ore scrive: l'autonomia è nel contratto e si farà, ma sarà un'autonomia per tutti gli italiani, equilibrata e giusta. Di spaccare il paese in due e lasciare il centro-sud isolato non se ne parla. Mentre Liberi e Uguali presenta a Roma una mozione per chiedere che prima dell'autonomia si definiscano i livelli essenziali delle prestazioni, assicurando risorse agli enti, altrimenti, dicono, l'autonomia così come è stata pensata sarà la tomba del Sud. Vogliamo fare in modo che quelli di Serie B, spesso del Sud, diventino di Serie A. Se fanno il nostro progetto lo saranno di Serie A, altrimenti finiremo ancora per vedere i cittadini del Sud che in assenza di autonomia saranno ancora costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Il nostro interesse è che tutti vadano bene, è questo che ancora a Roma qualcuno non ha capito.